Finalmente è arrivata la nebbia. Qualcuno mi dirà che sono un po' pazza, un po' strana. In realtà no, la nebbia ispira le giornate passate in casa, le giornate con gli amici. Ci ispira anche momenti legati all'infanzia, alle serate, quasi a giocare a carte o a fare i giochi di società. Invece qui a noi a Valgrande ispira il sapore di casa, della stufa accesa, il fuoco che va e tutta una serie di abitudini ed usanze legate a questa bellissima stagione. Infatti adesso che la temperatura si è un po' abbassata e c'è questo filtro che ci permette di vedere la campagna in modo diverso, anche la cucina ne risente. Infatti è il momento di preparare le zuppe calde, magari con le verdure di stagione, con le patate, magari con qualche fagiolo, oppure una bella pasta e fagioli densa con i maltagliati realizzati in casa da noi. Accanto a questo poi tutta un'altra serie di preparazioni legate alla stagione autunnale, che sono quei piatti che diventano un po' un abbraccio perché sono caldi e riscaldano tutto il corpo. Quindi andremo a proporre le minestre in brodo come i passatelli o altre paste ripiene a base di verdure. Se siete curiosi di assaggiare questi menù autunnali, io vi invito a venirci a trovare, così potrete trovare il vostro tavolo, magari nella sala dove c'è la stufa accesa, però, ripeto e voglio sottolineare, noi accogliamo solamente quegli ospiti che avranno prima effettuato la loro prenotazione attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo a guardare la campagna polesana e vi aspetto. Ciao!